Ho dato mandato di perseguire tutte le azioni contro la decisione della Regione Veneto, che è totalmente irragionevole. Le parole del Ministro alla Salute Beatrice Lorenzin confermano la linea dura del Governo nei confronti del decreto Veneto che prevede una moratoria sull'obbligo vaccinale per l'iscrizione alle scuole fino al 2019. Il dossier per impugnare la norma di fronte al TAR viene messo insieme in queste ore dai legali del Ministero. La legge sull'obbligo vaccinale è nazionale, ricorda ancora Lorenzin. Il Veneto è nello Stato italiano e deve rispettare la legge, che va applicata in modo uniforme in tutto il Paese. Tra le ipotesi più estreme ventilate da Roma anche quella di un commissariamento della sanità veneta. Minacce di fronte alle quali il governatore Luca Zaia alza le spalle. Io penso che la rissa non serva a nessuno. Ho visto altre volte queste minacce, prova ne sia che facciamo un referendum per l'autonomia con una sentenza in mano, non è che c'è una gentile concessione. Andiamo avanti, siamo la miglior sanità d'Italia, vabbè, si commissaria la miglior sanità d'Italia, ci difenderemo comunque. Il governo faccia ciò che vuole, invita sereno al governatore. Noi non facciamo questi provvedimenti per cercare la rissa o per creare epidemie, ma perché applichiamo la legge fatta dalla Lorenzin. Secondo i miei autorevoli tecnici, questa legge ci permette di mettere in piedi una moratoria. La coercizione crea abbandono vaccinale. Il nostro modello funziona meglio di quello di altre regioni proprio perché è basato sul dialogo con i genitori. Siamo gli unici ad avere un'anagrafe vaccinale informatizzata. Il ministro Lorenzin si preoccupi delle regioni che non vaccinano, conclude, invece di dire che sarà colpa nostra se si scateneranno epidemie. Non sarà colpa di Zaia, non sarà colpa del Veneto, se ci saranno epidemie inizieranno sicuramente non in Veneto.